ufficiale, Luis Muriel arriva a titolo definitivo all'Atalanta. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso un comunicato nel quale l'Atalanta ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il giocatore Luis Muriel. Nella scorsa stagione è approdato a gennaio alla Fiorentina. In maglia viola ha realizzato 9 gol in 23 partite tra campionato e Coppa. All'Atalanta, si apprende dal comunicato dei nerazzurri, Muriel indosserà la maglia numero 9. Nazionale colombiano, ha cominciato a vestire presto la maglia dei Los Cafeteros, debuttando appena 21enne e collezionando finora 27 presenze e 3 gol. L'ultima lo scorso 15 giugno nella gara vinta 2-0 con l'Argentina in Coppa America. L'Inter conquista il titolo italiano Under 17 di Serie A e B 2018-2019 battendo in finale la Roma per 3-1. Nerazzurri pericolosi già dopo 2 minuti con Esposito che non trova la porta, mentre al quinto è Pirola a sfiorare il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma c'è la prodigiosa risposta di Boer. A 60 secondi dall'intervallo la pressione dell'Inter viene premiata. Spunto di Oristano al limite dell'area giallorossa, assist per Bonfanti che conclude incrociando di sinistro e sulla respinta del portiere romanista Esposito ribatte in rete. La ripresa si apre con l'immediata occasione del pari per la Roma, Ciervo raccoglie un cross dalla sinistra e da pochi passi centra la traversa. Dopo il pericolo scampato, l'Inter riprende in mano l'incontro, al 60° sfiora il raddoppio con Oristano, fermato da un altro intervento di Boer, e al 68° trova il raddoppio ancora con Esposito che ribatte in rete dopo l'ennesimo doppio miracolo del numero 1 giallorosso. Serata magica per il numero 9 nerazzurro che 2 minuti dopo completa l'opera. Esposito si guadagna infatti un rigore, si presenta poi sul dischetto e con un delizioso cucchiaio firma il 3-0 per l'Inter. Nel finale piccola gioia anche per la Roma che trova il gol della bandiera grazie alla sfortunata deviazione di Cortinovis su un tiro di Ciervo. I giallorossi avrebbero poi anche la chance di riaprire definitivamente la gara con Cancellieri che però, a differenza di Esposito, si fa parare da Stankovic la conclusione dagli 11 metri. Dopo 6 minuti di recupero l'Inter, già semifinalista lo scorso anno, può festeggiare la vittoria scucendo lo scudetto dalle maglie della Roma, campione uscente. È sempre più a un passo l'ufficialità di Di Francesco sulla panchina della Sampdoria e il tecnico avrebbe già espresso alla dirigenza una sua richiesta per il mercato estivo. Si tratta del difensore Cristian Zapata, giocatore colombiano classe 86, appena svincolatosi dal Milan dopo 7 stagioni. Con la partenza imminente di Andersen, Di Francesco avrebbe individuato nell'ex milanista il profilo ideale soprattutto per la sua esperienza alle spalle e per puntellare la difesa dei blu cerchiati. La richiesta dell'entourage di Zapata è di almeno un contratto biennale. La Sampdoria ci sta pensando, ma potrebbe acconsentire e quindi avvallare la prima operazione della nuova stagione targata Eusebio Di Francesco. Il mondiale di MotoGP non è ancora chiuso. A dirlo è il leader della classifica piloti Marc Marquez, che nonostante i 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, non si sente ancora in tasca il suo 6° titolo iridato. Le sensazioni che abbiamo sono buone, ha spiegato il pilota spagnolo a Marca, e dobbiamo continuare così. Ma mi arrabbio quando sento dire che i giochi sono fatti. Abbiamo corso solo 7 gare e ne mancano ancora 12 e in pista può succedere di tutto, come abbiamo visto a Barcellona. Cercheremo comunque di gestire il vantaggio nella miglior maniera possibile. Secondo Marquez, il pericolo maggiore resta Dovizioso. Oltre a essere veloce, è anche molto costante, a parte quanto è successo nell'ultimo GP, ma in quel caso non era colpa sua.